Nell'anno 2009 siamo partiti come attività e ci è stato appunto proposto di aderire a questo piano di sviluppo rurale insediamento giovani 2007-2013 del Veneto, e abbiamo appunto aderito per l'acquisto e per la modernizzazione, insomma, della cantina di questa azienda vitivinicola che gestiamo appunto a livello familiare. Abbiamo acquistato un vinificatore appunto con una pala rotante per la lavorazione di piccole quantità, insomma, di vino, un trattore New Holland appunto con delle misure adattate ai nostri vigneti che abbiamo fatto nuovi, un filtro per l'imbottigliamento e poi delle piccole macchine agricole elettriche per, insomma, delle lavorazioni meccaniche che facciamo in vigneto. Bisogna avere un'idea ben precisa di cosa si vuole fare. Noi avevamo in mente la cantina, vinificare in proprio e vendere il nostro vino in bottiglia. Ci stiamo riuscendo, i contributi sono molto importanti. Qualcuno dice che è difficile ottenerli, credo che non di smentire questo, perché basta avere un obiettivo ben preciso. Noi abbiamo comprato molte attrezzature in cantina. Ricordiamoci che comunque sono a fondo perduto e questo è ancora più importante. La nostra azienda punta normalmente a vini di qualità, facciamo 4 tipologie di vino, quindi un'azienda vitivinicola in tutto e per tutto. Lavoriamo dalla campagna fino all'imbottigliamento del vino e fino alla vendita poi in Italia e all'estero. Partiamo dal Soave, con poi un Valpolicella superiore per finire l'Amarone.